Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva che potrebbe avere un grande impatto sul nostro futuro. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Napoli e Omorodion, una storia che potrebbe decollare presto. Tutti gli occhi sono puntati sul giovane attaccante spagnolo, nato nel 2004, di proprietà dell'Atlético Madrid, ma che quest'anno ha giocato in prestito al Deportivo Alavés. Omorodion è uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo e ha attirato l'interesse di molti club, incluso il nostro Napoli. Secondo quanto riportato oggi dal giornale La Repubblica, Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è un grande estimatore di Omorodion e lo segue da mesi. De Rossi ha inserito il giovane talento nella sua personale base di dati, studiandolo attentamente prima di assumere la guida dei giallorossi. Questa ammirazione potrebbe portare a una vera e propria sfida di mercato tra Napoli e Roma per assicurarsi le prestazioni di Omorodion. L'acquisizione di Omorodion rappresenterebbe un colpo importante per il Napoli. Il giovane attaccante ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un protagonista del calcio europeo: velocità, tecnica e un grande senso del gol. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi lo rende un giocatore estremamente versatile, capace di offrire nuove soluzioni tattiche al nostro allenatore. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato? Omorodion potrebbe essere l'attaccante giusto per il nostro futuro? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!